nel nostro percorso siamo oggi arrivati a Roncà. Una cittadina importante, fa parte dell'area del Parco della Lessinia, ma soprattutto dell'associazione Città del Vino. A Roncà il vino è di casa. Credo sia d'accordo con me anche il sindaco Lorenzo Ruggeroni, che ci ospita e che ringraziamo per questa ospitalità. Tra l'altro, sindaco, lei sa che l'origine del nome Roncà pare derivi dal latino addirittura, runco o runcare. Voleva dire disboscare, rendere coltivabili le terre incolte. Voi l'avete ben fatto, se penso a ciliegi e se penso soprattutto a vigneti. Certo, buongiorno a tutti intanto. Effettivamente è vero, è proprio la denominazione giusta. Tant'è che in passato alcuni monti che ora sono di Roncà non erano sotto Roncà, ma erano sotto il comune qui a fianco di Montechia, mentre Roncà possedeva un'altra zona che sarebbe la Pergola, che invece adesso è Montechia. Negli anni passati, quando avere un bosco era una ricchezza, c'è stato addirittura, si parla di molti anni fa ovviamente, uno scambio di territori per questa cosa. Allora si poteva fare. Esatto, allora si poteva fare, adesso insomma un po' meno diciamo. Comunque vabbè, è comunque effettivamente la nostra storia, effettivamente sì. Senta, ma quante cantine ci sono da queste parti? Abbiamo 17 cantine che vinificano nel nostro territorio, di cui 13 fanno anche etichetta. E il nostro cavallo di battaglia è il Durello. Durello, che era un'uva dura, proprio anche dal nome, era un'uva molto acida e che nel passato veniva utilizzata solo come taglio per la garganega, per dare forza e acidità. Poi qualche cantina ha pensato bene di provare a dire: ma perché invece di usarlo come taglio non proviamo a dargli un'identità. E hanno fatto un vino, a mio modo di vedere, meraviglioso. Però, signor Sindaco, al di là dei vini e dei ciliegi, oggi noi dobbiamo percorrere la vecchia strada della lana, o meglio ancora la dorsale della storia, come si dice, e siamo nel pieno del progetto GAL, nel quale voi vi siete inseriti e innervati con quale progettualità? Noi abbiamo da tempo la presenza del Museo di Fossili qua di Roncà e abbiamo un percorso che si sviluppa sulla dorsale della Val Nera, lungo il percorso proprio dove questi fossili vengono trovati. Abbiamo colto l'occasione, visto che c'era questo piano di sviluppo per la Lessinia da parte del GAL, su questa progettualità di un ponte che potesse fare da collante tra il parcheggio dove ci sono gli stalli per i camper con colonnine di ricarica, per cui la possibilità che ci ha dato il GAL per fare questo ponte è stata una benedizione per il paese. Roncà dunque si rese vin Durello, ma adesso anche un percorso enogastronomico che può essere solo che avvincente e spettacolare. Grazie al sindaco Lorenzo Ruggeroni e buon lavoro, signor sindaco. La ringrazio molto, grazie a lei e buon lavoro anche a lei per tutto quanto.